Allora, siccome poi ci restano pochi minuti effettivamente, diciamo, Maria, quali sono gli altri grossi temi che andiamo ad affrontare? A parte con Zanon la questione che ci hanno chiesto dei centri commerciali, e questo resta un nodo che è sullo stomaco di molti. Qualche altro aspetto importante che è emerso? Diciamo che noi siamo già in una fase di richieste. Noi Mm. abbiamo costruito un manifesto di proposte per la nuova politica della Regione Veneto. Ah, quindi già rivolto a... Sì, perché ci sono bisogno di interventi. che era quello che voi chiedevate ai candidati Esattamente. sostanzialmente. Adesso noi abbiamo anche incontrato con Massimo Zanon molti degli assessori. Massimo Zanon ha fatto un complimento all'assessore Caner, Che assessore ha, al spiegati, il turismo e a turismo, tante altre raccontiamolo cose. perché dopo Ma direi i nostri che telespettatori non le lo sanno persone che ancora. abbiamo incontrato sono state molto civili, ci hanno ascoltate, hanno anche apprezzato alcuni ragionamenti. Ci rendiamo conto che il compito è difficile, però deve esserci un cambio di passo. E il cambio di passo è: vogliamo che questo settore diventi più competitivo, sia più consapevole dei prezzi con cui vende i prodotti, tornando a prima? Deve essere più innovativo, e allora bisogna cambiare la politica di finanziamento dell'innovazione, che fino alla scorsa legislatura privilegiava solo alcuni settori di attività economica, quello manufatturiero in particolare, che va ancora mantenuto, Certo. ma deve pensare anche a sviluppare il terziario di mercato. E poi c'è tutto il discorso, ma credo che lo debba affrontare Massimo Zanon, che sono i centri commerciali, il consumo di suolo, i distretti urbani del commercio, cioè sta affiorando, cioè il consumatore è cambiato il paradigma di consumo, non c'è più la società di massa, c'è la società degli individui, e quindi bisogna soddisfare le esigenze di ogni singolo individuo. Ecco, il settore del commercio e del turismo italiano è adatto a soddisfare questi bisogni perché è numerosissimo e molto differenziato. Ecco, si tratta solo di mettere insieme queste due comunità, quelle dei consumatori e quelle dei commercianti e degli operatori turistici, consentendo a questi di poter credere nel futuro, di poter investire nell'innovazione. Quindi soldi finalizzati all'innovazione vera e meno tasse, Presidente. Ecco allora, tasse, tasse, questo è un discorso Ecco. che ci hanno scritto in tutti, in caratteri cubitali addirittura. Allora, Dopo vi faccio un inciso parlando di tasse o di cose che in questo paese qua vanno sempre a creare ulteriori momenti di ilarità e anche di arrabbiatura. Noi onestamente da quando è stato creato il nuovo gruppo di assessori insieme al Presidente della Regione ci siamo adoperati per tentare in tutti i modi di far passare quella che era la corposa richiesta di interventi rispetto al commercio, al turismo, alle imprese, ma anche a noi cittadini, perché noi rappresentiamo anche le famiglie per quanto riguarda i nostri operatori, e abbiamo avuto un riscontro positivo per quanto riguarda il momento di incontro e di ascolto. Oggi dobbiamo passare alla parte delle scelte. Un'altra delle cose su cui noi siamo impegnatissimi a tentare di far capire è le regole. In questo Paese sembra che chi è in regola sia un'eccezione, perché nel frattempo si dà la possibilità a chi non lo è di fare ancora quello che vuole. E allora le imprese che noi rappresentiamo, soprattutto nel mondo dei servizi e dei pubblici esercizi, oggi si trovano con una concorrenza spietata di chi fa lo stesso lavoro ma non avendo gli stessi obblighi. Non è accettabile. È chiaro che la legge sulla concorrenza spetta al nazionale, al governo, ma per quanto quello che è nelle sue competenze chiederemo alla Regione in ogni momento, in ogni caso, di poter dare dei segnali di percepire questa nostra difficoltà. Oggi si mangia dappertutto, ma è un bene che si mangi dappertutto se al cliente finale si fa capire che le regole sono uguali dappertutto, altrimenti noi siamo spiazzati perché qualcuno prima diceva giustamente che un panino costa troppo, bisogna capire che su quel panino ci sono il 50% di costi che non sono quelli che noi mettiamo nel cassetto, e quindi forse se ci fossero meno costi prima e dopo la dichiarazione dei redditi, quel panino potrebbe costare meno. Ma se c'è qualcuno che può fare il panino, addirittura non ha né la dichiarazione dei redditi, né non ha l'IVA da pagare, né non ha, ed è perfettamente riconoscibile come un'impresa che sta sul mercato con un'altra organizzazione e struttura di gestione, questo non va bene, perché
è fuorviante, a quel punto lo si può pagare il 50% e ancora uno passa per essere la persona che fa del bene. L'altro aspetto è quello legato invece ai progetti di sviluppo, perché non possiamo pensare solo di difendere, dobbiamo anche essere capaci di proporre. Molto bene il ragionamento sui distretti, che dovrebbe essere riproposto anche per i prossimi anni, legato al fatto che vogliamo recuperare la centralità dei centri storici non solo per la vita delle attività di impresa che rappresentiamo, ma proprio per i cittadini, per le nostre comunità. L'altro aspetto fondamentale che vogliamo essere consapevoli è che alla Regione si chiede: se nel momento difficile, dove le risorse sono poche, non ci sono altre regioni che ci seguono, sia perlomeno il Veneto capace di qualcosa di innovativo proprio legato al mondo del turismo, che non deve essere visto come l'albergo o il campeggio, ma deve essere visto come qualsiasi cosa che nasce e sviluppa. Il taxi è turismo, il vaporetto è turismo, il servizio dei bus pubblici è turismo, i treni è turismo. Si parla solo dei treni legati ai pendolari, che è un problema enorme, ma se i treni fossero anche legati al turismo, ecco che il ragionamento cambia e diamo la possibilità anche a chi non ha grandissime disponibilità di usufruire e di muoversi. Altrimenti abbiamo la concorrenza dei treni tedeschi che sono già arrivati qua in Italia. Parleremo ancora, grazie Edison Mariva, grazie Massimo Zanon, Presidente regionale, di questo tema. Siamo arrivati fuori tempo massimo, ringraziamo voi telespettatori di aver partecipato, continuate pure a scriverci e noi naturalmente vi daremo le risposte con i nostri ospiti. Grazie e buon proseguimento.